Verranno fatti dei stacchi di luce per pochi minuti proprio per non creare poi tutta una serie di problematiche alla collettività, per fare delle prove sostanzialmente. San Biagio di Callalta rientra tra i 29 comuni dove domani mattina vi sarà una simulazione di disservizio per testare i sistemi di emergenza del sistema elettrico. In termini tecnici si parla di prova di riaccensione, fondamentale per assicurare il massimo dell'efficienza e rapidità nella ripresa del funzionamento in caso di blackout. Saranno interessate alcune vie dei comuni di Preganziol, Roncade, Silea Treviso, Zero Branco, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave e ancora Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Porto Buffolè, San Fior, San Pietro di Faletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Vazzola, Vittorio Veneto ed infine Casale sul Sile, Casier e appunto San Biagio di Callalta, che in queste ore anche attraverso il canale WhatsApp sta informando la cittadinanza. La rigiriamo alla nostra collettività in modo che, se dovessero evidenziarsi questa mancanza di corrente, sappiano che è dovuta a questo, perché solitamente poi quando c'è la mancanza di corrente scattano subito le segnalazioni per capire cosa è successo. Su richiesta del gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale e distribuzione eseguirà il test tra le 7:30 e le 12. In questa fascia oraria potrebbero esserci delle momentanee interruzioni del servizio elettrico sia di media che di bassa tensione, che saranno comunque limitate a pochi minuti, così da non causare disagi alle utenze collegate. L'azienda raccomanda attenzione nell'utilizzo degli ascensori per tutto il periodo indicato, invita inoltre i cittadini a prestare particolare attenzione e di non intervenire sui propri impianti, contando sull'assenza di elettricità in quanto la corrente potrebbe essere momentaneamente riallacciata per effettuare prove tecniche.